Qui, tuttora, vive l'antico nostro idioma, e vive egli a Selva di Progno, assai più in fondo, a stretta valle bensì, ma di feconde e deliziose rive, e il fiumicello Pac, e molini alla giazza, e dietro a lui salendo, i silvestri suoi teneri salci, a formar d'essi bei panieri. Dov'è, quindi, che si trova ancora l'antico idioma cimbro? Così si chiede il veronese Marco Pezzo nel suo libro del 1785 intitolato De cimbri ne monti veronesi, vicentini e di Trento. La sua bucolica risposta, narrata in forma quasi poetica e silvestre, già prospetta il dubbio ansioso del ricercatore sulla sopravvivenza della lingua cimbra che nei 7 comuni, continua il pezzo, quella più dolce è proprio di Giazza. Come abbiamo visto, furono molti gli studiosi che a vario titolo si dedicarono alla ricerca e alla conservazione della lingua cimbra, specie nella zona di Giazza, come Carlo Cipolla, per esempio, Giovanni Maria dal Bosco Ferro, Pietro Mercate, fino a Monsignor Giuseppe Cappelletti. A Giazza ripresero le messe in cimbro e questo raro filmato degli anni 60 del secolo scorso lo dimostra. È facile comprendere l'Ave Maria. De grüker seiter Maria, fuglier Gnade. Der Herr ist bei dir und benedicit nel Frucht deine Leib, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns und errebest in der Stunde, bitt für uns, unser Tod und so sei. La comunità cimbra della Val di Lasi, specialmente nella zona di Giazza, che non dimentichiamo è una frazione di Selva di Progno, viveva in un isolamento dovuto anche a ragioni orografiche, di strade e di parlata. Come la religione era un fattore dominante in ogni momento della giornata, scandita dal suono delle campane, così la vita quotidiana fra boschi, animali, il passare delle stagioni, l'acqua e il fuoco, il raccolto e il mondo circostante, convive con un mondo altro fatto di esseri fantastici, di lupi, di fate, anguane, gnomi e folletti. Si narra, per esempio, che in una grotta su un monte il diavolo una volta all'anno andasse a controllare il suo tesoro fra lampi di luce e fiamme infernali. Ma la natura del posto, essa stessa, può essere fonte di gioia o di sofferenza. In un aneddoto lo racconta uno degli ultimi cimbri della zona parlante questo idioma, Daniele Bosco. Allora, a volte der alte Minkel, ist gepartiert, kam sei Haus, der Bosco Grove. Ich ging da in Bach, da partit is vegala, wo der Gerd, kan figlio me menderla. Però, na me vege, ista de Roterde, ista Ambaltannen, ista Delur, che spiega la musa città nome perché si creste senau. Un gherca covi, un menderla. Da, iste spiega la vogatin, o salte postla. O salte postla, scalitave de balade, un isutla, kein hundla, pumerla, aglia ritsut, hat sie geleita trau, und hat mehr gemovert. Intanto, der Minkel is gegangen
alla fontana tenesis Wasser zu trinken. Dopo teruggekeerd, gehakt op een Holz. Dopo terug die vrouw, perché moest essen. Ze bel de pulte. Dopo, ik kan nou op een papaye, want ze haken op ze zeggen alle Holz. En dopo ben ik kwijt halve dag. Ik kan het essen. Meer gezegd hadden ze, slaap had nog een mezz'ora, also halve uur. En dopo had ik het aan tavola, ik kan het zeggen, außer Holz, zeggen außer moglie. Die hebben het gehoord, Pjazen, genaler, Njadeler. Aangevangen te schuntelen, in Tsjechië en zo, naar getraagd, te wiep van de muletera om met te raadsen. Dan zijn er de steden en de lasten. Dort had dat gekopaard en gezet. En er had gezegd voor haar geleden. En ik kan het goed hebben hoor. Ik ga morgen vroeg geen al te zeggen, ze is daar iscurtila. A mattina ik gaan nou, a vond dat de punten. En iscurtila. Ik het mai contente en ik kan het hoor. Agli scarist. La decadenza della lingua cimbra quando ha inizio? Possibile che tutto ebbe origine 500 anni fa? E quali sono i motivi? Il Concilio di Trento ha tagliato il cordone umbilicale con l'area germanica ed è stato quello che ha causato il progressivo decadimento del cimbro, della lingua nel tempo. Prima la comunità cimbra si espandeva, cresceva sui monti veneti e anche nelle nostre prealpi veronesi e nel Vicentino e anche nel Trentino. Poi, quando abbiamo tagliato il cordone umbilicale, ovvero la linfa che arrivava continuamente dalle località al di là delle Alpi, attraverso, secondo me, l'arrivo dei parroci, il cimbro ha cominciato appunto a restringersi, a decadere. E abbiamo trovato documenti anche nel corso del 400 dove persone che da Badia Clavena e dalla Lessinia andavano in pellegrinaggio, nei testamenti lasciavano appunto un legato di andare in pellegrinaggio nei luoghi d'origine, soprattutto per il culto di San Leonardo, nelle abbazie che si trovano oggi nell'area della Baviera, nell'area austriaca dedicate a San Leonardo. Ho trovato un testamento del 1400 dove appunto il testatario lasciava il compito ai figli di visitare la chiesa di San Leonardo in Bauveria, e quindi vuol dire che c'era uno stretto collegamento con quei territori e non si è mai tagliato appunto fino alla metà del 500 il cordone umbilicale. Si può dire che la decadenza del mondo cimbro ha inizio nel 1797 con la fine del dominio veneziano e l'avvento di Napoleone. In un attimo vengono spazzati via tutti i diritti e tutti i privilegi di cui i cimbri godettero per secoli, prima sotto gli Scaligeri e sotto i veneziani poi. Sia con l'Unità d'Italia che durante il fascismo, la lingua cimbra subì un fortissimo ostracismo da parte del potere politico. Tanto che i maestri ricevettero delle precise circolari nei quali si invitavano a non far parlare il cimbro durante le lezioni, ma neanche durante la ricreazione, nei momenti di comunità, insomma. Quegli stessi maestri, 10 anni dopo, saranno strenui sostenitori della lingua cimbra, tanto che indiranno corsi di cimbro nelle scuole e si prodigheranno anche per pubblicazioni e altro. È un colloquio fra cimbri, ultimi depositari della parlata, che ci raccontano cosa voleva dire andare a scuola da ragazzini cimbri tanti anni fa, sotto lo sguardo di Mussolini, con la stufa con la legna portata da casa e con le teste rasate dei bimbi per via dei pidocchi. Del wat geleerd, ik heb zo lente sto. Ja, ja. Mamma mia, ik denk che ogni tanto had ik geleerd in de knieën. Habe ich unter der Tour? Geweest ik meestal ouder gaat hier geleerd zijn, snap ik ook zo goed. Maar wenn ich habe da etwas nicht gehört, ich habe das Lager mal. Schiefe in Koop. Ja. C'est tout ça, c'est circa schoenen. Dat is zeker zo. Ben je gegaan, 7 jaar ben ik aan de school. Cola.
En han vond dat il maestro ha no reden da scatuna là perché si is niet aggreda che dopo insomma groepjes. Maar dan ik sempre greta zo, maar dan reden nou zo. Maar dan haier, we zijn haier, maar dopo che was, maar reden sempre zo. Wat dat goed. No, dan moet we niet. En dopo, scambio che had diventare narod te lernus in un ander. Maar dan niet wat. Che do l'esters. Te riden, perché per voi sono aglias. Ma se ad essere severi erano i maestri, molte volte ci si mettevano anche i sacerdoti. We hebben gehangen dat een paf Voor mij toen in fabriekjes. De paf, ik zat er geen discussië. Dat is het hand. Che solente. Eet aspetta in Schrijft dat zo voor alle? Schrijft dat zo voor alle? Su piscano la bene aspetta, stiate tu che cansat. Ah ja, se pagata wie woten. Dat zijn kan nou zien om jammer motor vroeger springine om gaan nou zo dat tu. Natuurlijk cansat. Cansat. Che du wie aspetta. Is in west. Wie Si che quasi passo un moneso no. Ja, dat ging gelijk passo un moneso. Ja, en ben je zijn gereden dat die uitten zijn we gingen lozen. Ze lozen, ik moet maar goed doen. Ze lozen maar meer. Vogliono non nemen. Dat is het. Dat is dat zo. Dat betekent dat je een paesje. Drink een tropje.